per la trasmissione I Comuni della Sardegna su Media Web TV. Intanto saluto il sindaco Elio Sundas che governa questo bellissimo e storico paese di Sant'Adi in questo speciale. Benvenuto tra noi, dottor, Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i i telespettatori. telespettatori, grazie, sì. Allora, parliamo un po' di Sant'Adi, no? Di questo sviluppo di questo paese che tra l'altro deve essere inserito in un ambito turistico, no? Questa trasmissione si occupa di turismo e di cultura, dottore. Sì, beh, Sant'Adi è un paese del Basso Sulcis di circa 3.400 abitanti con un leggero calo demografico purtroppo come tutto il territorio, ma è un paese che ha la sua peculiarità, la sua origine, chiamiamola agropastorale, ha aggiunto nel tempo, anche se un po' timidamente, una serie di attività che possiamo far rientrare nel campo del turismo e perché no della enogastronomia. Parlo del turismo perché le grotte di Zuddas, che rappresentano il nostro fiore all'occhiello come un movimento turistico, ha negli ultimi anni ripreso, dopo qualche anno di difficoltà, a fare dei numeri che per noi sono anche importanti. 24-25 mila presenze all'anno negli ultimi anni hanno rappresentato nuovamente un qualcosa di significativo, ecco, per il turismo di Sant'Adi, a cui aggiungiamo le nostre ricchezze archeologiche, quindi mi riferisco al sito di Panilorica che è aperto al pubblico da 2 anni e mezzo, un sito, una fortezza fenicio-punica di una valenza importante dove da più di 10 anni ci sono degli scavi organizzati in collaborazione col CNR di Roma, e quindi questo è un altro fiore all'occhiello. Abbiamo i due musei, quello etnografico e quello archeologico, e poi, sempre parlando di archeologia, abbiamo la tomba dei giganti di Barancomanno, che è quella diventata proprietà, l'area tutta attorno del comune, nel mio precedente mandato. Quindi a queste peculiarità aggiungiamo anche il bosco, aggiungiamo anche il parco del Guturumano che sta incominciando a muovere i primi passi, e quindi diciamo che abbiamo delle offerte abbastanza importanti dal punto di vista turistico, naturalistico e, come dicevo, anche dal punto di vista enogastronomico. Questo è Sant'Adi, stiamo piano piano ci stiamo posizionando piano piano nel panorama appunto anche del territorio, ma non solo, e quindi siamo stimolati ad andare avanti in questa direzione. Ecco, signor Sindaco, sotto il profilo agropastorale, insomma, a Sant'Adi c'è sempre stato un grande sviluppo, no? Sì, diciamo che contrariamente a molti altri comuni del Sulcis che hanno come dire, improntato la loro economia su altri sistemi che potevano essere quelli delle miniere prima, poi dell'industriale di Portovesme dopo, Sant'Adi ha avuto sempre la sua attività agropastorale, quindi forse siamo uno di quei comuni che non ha come dire, risentito più di tanto dalla crisi anche industriale, perché la nostra attività era quella e quella più o meno è rimasta, per cui anche se possiamo considerarla di livello medio, non certo altissimo, però la nostra economia è andata avanti e ci ha consentito almeno di soddisfare i bisogni primari delle persone, che sono quelli appunto di alimentarsi, e questo per fortuna non ci manca. Potremmo dire che in qualche modo potremmo essere un po' autosufficienti, perché andiamo dal pane al vino, all'olio, andiamo ai formaggi, andiamo alla carne, abbiamo diversi laboratori che lavorano la carne in modo abbastanza importante, quindi diciamo che da questo punto di vista siamo abbastanza messi bene, se vogliamo usare questo termine. Naturalmente non possiamo non nominare questa cantina di Sant'Adi Certo, che è ormai un'eccellenza a carattere mondiale. assolutamente, la cantina di Sant'Adi è il fiore all'occhiello, è quella che ha un po' da traino per tutto. Diciamo che possiamo ricordare a questo proposito l'importanza del lavoro svolto dal dottor Giacomo Tanchis con la cantina, che è stato il padre di Terre Brune. Da lì è incominciato insomma, lo sviluppo, il rilancio della cantina che ha portato i suoi vini in tutto il mondo. Noi abbiamo inaugurato qualche mese fa una strada ad Autotanchis, e questo la ritengo una cosa importante,
di concerto con la cantina, abbiamo dedicato la strada di accesso al paese, che parte appunto dalla cantina e arriva all'ingresso del paese, al dottor Tacchi. Questo penso che sia un ottimo tributo a una persona che tanto ha fatto per il paese, e questo gli era dovuto. E quindi insomma abbiamo fatto questa cerimonia importante dove c'era la figlia, c'erano esperti di tutta Italia nel mondo del vino, ed è stato un momento importantissimo per la cantina, ma per tutta Sant'Adi, ecco. Quindi la cantina e Sant'Adi sono un binomio imprescindibile, per cui Sant'Adi, anche a me quando capita di andare fuori, sì, di Sant'Adi, la cantina, il vino, il Carignano, ecco, questo è una cosa. Ecco, Sindaco, in questo mondo che corre così veloce, no? Il mondo della globalizzazione, qui a Sant'Adi si vive ancora bene, no? Ma direi di sì, diciamo, è ancora un po' a misura d'uomo. Tanto il paese è articolato in modo tale che se per certi versi può essere un problema, e parlo delle